Allora, è successo che io ho conosciuto Mauro Ragoni, che è sardo come me, del centro Sardegna. Aveva già fatto dei film, dei corti più che altro. E niente, mi ha presentato questo progetto, lo a fare in Uragas. È per tua figlia che partecipi al torneo. Non è così. Per vendetta. Io inizialmente gli ho dato una mano a livello monetario, no? Perché volevo dargli una mano così. Solo che la cosa era così figa e volevo farne parte, capisci? Poi comunque non è un corto fantasy che parla di dragoni, comunque parla della storia della Sardegna, capito? Quindi mi riguarda e ho voluto sposare la causa e prendere il progetto in mano. Non penso di essere un attore, mi piace recitare, però mi viene naturale perché lo metto nei video, ok? Saranno 7 anni che tutti i video che faccio c'è sempre qualcosa che riguarda il cinema, comunque che avvicina al cinema. Volevo concretizzare questa roba qua, volevo fare qualcosa di serio senza mettere la musica in mezzo. Avrei potuto fare tipo una colonna sonora e spingerlo in un'altra maniera, ma volevo fare una cosa classica. Per me era la prima volta, quindi non so, sono preso benissimo, vorrei provare ad andare avanti, vedere che succede. Guarda, consigli non me ne ho dato perché tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo improvvisato parecchio, non avevamo quasi niente nel copione. Anzi, inizialmente dovevo fare un po' di battute, invece ho scelto di non dire neanche una parola perché volevo ispirarmi al film Valhalla Rising, non so se l'hai mai visto, dove l'attore non dice niente. È difficile provare a recitare senza dire neanche una parola, è tutta una questione di espressione, un po' più difficile, però volevo provare. Guarda, purtroppo io sono un po' incastrato, non riesco più, ho così tante cose da fare, non riesco più né a leggere un libro né a guardare un film per intero, perché sono distratto, non lo so, perché tranne quando magari vado al cinema sono tranquillo, però anche tipo le serie TV, Netflix, che comunque mi piace, figo, dopo un po' perdo l'attenzione, non lo so, forse anch'io soffro di DA, disturbo dell'attenzione, probabile. Beh, però comunque col lavoro che faccio ho sempre il telefono in mano, non so, mi sto ammalando, quindi dovrei fare un taglio. Quindi il rapporto con il cinema un po' è calato, non riesco più a vedere tanti film. L'ultimo film che ho visto è Logan al cinema, che tra l'altro è stato criticato parecchio, a me piace. Allora, adesso abbiamo il tour europeo. Facciamo un po' di date, Spagna, Germania, Francia, Olanda anche. Niente, cercherò di fare questo tour al meglio. Credo di essere il primo rapper italiano a fare un tour europeo, quindi una bella soddisfazione. Finito il tour, spero di fare qualcosa di nuovo, di chiudermi in studio e tirare fuori un po' di musica nuova, speriamo. A fine aprile ci saranno quelle in Italia. Saranno una decina, credo, una decina di date. Una decina di date in Europa e una decina di date in Italia. Guarda, finora le date a Londra sono quelle sono andate meglio per ora. Hanno venduto più biglietti degli altri. Per esempio Parigi, Bruxelles, questi posti qua, anche Dublino, Berlino non ho mai visti. Non ho mai visto proprio le città, quindi sono curioso di vedere che succede.